Andrea Sposari, l'artista che ha realizzato questa grande opera in corso di ultimazione. Buonasera. Buonasera, grazie intanto. Ci parli di tutto questo, di come nasce la sua passione. Guarda, la passione dei murali è nata circa a 14 anni, mentre quella per l'arte in genere è una cosa che mi porto da sempre, non ha memoria, quindi nata e cresciuta con me. L'opera in questione per Acquedolci appunto parla di San Benedetto in occasione del 500° della nascita, quindi il comune di Acquedolci ha voluto regalare quest'opera alla comunità che appunto va a commemorare questo importante evento. Quello che vedete alle mie spalle appunto è la mia versione di San Benedetto il Moro, in una fase di meditazione, in quanto appunto voglio richiamare le fasi di vita in cui abitava ancora a San Fratello e quindi bazzicava le zone di Acquedolci, Caorina, insomma tutti i paesi circostanti. Era particolarmente famoso per la sua voglia di meditazione, solitudine e preghiera, e allora ho voluto omaggiarlo, renderlo, catturare un'immagine che potenzialmente nella vita quotidiana era possibile vedere per gli abitanti della zona di quel tempo. Da cosa si inizia per realizzare un'opera del genere? La fase più complessa o determinante qual è? Allora, si inizia sicuramente con una lunga fase di ricerca per capire appunto che progetto si vuole fare. Poi da un punto di vista proprio di realizzazione ovviamente le linee guida iniziali sono fondamentali perché sono quelle che poi determinano la riuscita del disegno, quindi non è necessariamente la più complicata ma sicuramente la più delicata perché appunto è la struttura del disegno. La struttura è una cosa importante. Quanto tempo ci vuole per realizzare un'opera del genere, quella che vediamo alle tue spalle? Circa 3 giorni. Nella tua lunga carriera, l'opera più grande che hai realizzato, quella di cui vai fiero maggiormente, una che ti è rimasta impressa particolarmente, quale e dove? È una domanda complicata perché è un po' come chiedere a un padre qual è il tuo figlio preferito. Quindi non lo so, ci sono diverse opere di cui vado particolarmente fiero come la Gelsomminaia, gli Scaccioni di Cattafi, il Giudeo di San Fratello, spero anche questo di Acquedolci, ma penso di sì. Ce ne sono diversi, ecco, che portano il cuore perché per tanti motivi, sia per la storia sia per come hanno impattato sulla società, sulla popolazione e quant'altro. Questo paese, e poi abbiamo la bella disponibilità di tanti nostri Vediamo dei riflessi, delle ombre. Già avevi in mente che sarebbe venuto così o man mano che sei in azione hai quell'ispirazione, hai quei dettagli che vengono improvvisamente? Allora, chiaramente uno fa una bozza preparatoria, però comunque è appunto preparatoria ed è una visione più generale. Poi c'è chiaramente durante le fasi di operazione, essendo appunto street art, c'è una buona parte di improvvisazione e quello è sul momento, in base a come ti senti tu pure in quella giornata. Tuo sogno nel cassetto per il futuro? Domanda complicata, diciamo che l'obiettivo è quello di raggiungere il massimo splendore artistico, quindi di continuare a realizzare opere per le comunità anche di tutto il mondo, perché no? E quindi in qualche modo raccontare delle belle storie concrete che in qualche modo aiutano anche la gente a vivere meglio.
complimenti davvero di cuore. Grazie In mille. bocca al lupo per il tuo futuro, mentre a voi. apprezziamo e sarà per sempre apprezzata quest'opera qui ad Acquedolci. Grazie, Grazie a voi. al prossimo video sulla pagina di Bella Sicilia. Grazie. E facciamo tutti i complimenti a questo grande artista per quello che è riuscito a trasmettere. Un caro saluto da Acquedolci e al prossimo video.